Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Continua la caccia alla cassa di Matteo Messina Denaro che ancora non è stata trovata. Le indagini della Procura di Palermo indicano chiaramente la presenza di centinaia di migliaia di euro in contanti a sua disposizione. I pizzini trovati nel suo ultimo nascondiglio nella casa della sorella, recentemente arrestata, indicano frequenti discussioni riguardo a soldi e il tono delle conversazioni suggerisce che il boss aveva accesso a un notevole quantitativo di denaro liquido. Finora le perquisizioni degli immobili dei fratelli e dei loro complici non hanno portato alla scoperta del tesoro dei Messina Denaro, ma gli investigatori stanno ancora cercando nell'appartamento della donna a Castelvetrano. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha riferito al Palazzo dei Normanni di aver sentito il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais, il quale ha dichiarato di aver pagato solo 140 euro per il volo per Roma in vista dell'incontro tra i presidenti dei consigli regionali e il ministro Calderoli sull'autonomia differenziata. Galvagno ha affermato che mostrerà al ministro il biglietto che ha acquistato per il viaggio, il quale invece è costato ben 600 euro. Galvagno ha sottolineato inoltre che lo Stato ha stanziato 100 milioni di euro per l'insularità nel bilancio dell'ultima manovra, somma non sufficiente per limitare i prezzi elevati dei voli aerei dalla Sicilia verso il resto del paese. A seguito dell'inchiesta che avrebbe messo in luce un sistema clientelare nel parco archeologico di Selinunte con l'assegnazione di pubbliche commesse ad un cartello di imprese per lo più agrigentine riconducibili a 3 imprenditori in particolare, sono arrivate le dimissioni da parte dell'architetto Bernardo Agrò, presidente del parco archeologico Valle dei Templi e direttore del parco di Lilibeo a Marsala. Ripongo piena fiducia nella magistratura, ha detto Agrò, e confido al più presto di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati, ma non intendo in alcun modo intralciare il lavoro degli uffici da me diretti, che invece devono proseguire in totale serenità tutte le attività già intraprese. Per tale motivo ho ritenuto di adottare questa grave ma necessaria decisione. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in Sicilia si prevedono cieli sereni con qualche lieve annuvolamento. Nel dettaglio, nella zona del litorale tirrenico e ionico si vedranno nuvole sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata, con una tendenza verso ampi miglioramenti delle condizioni in serata. Sul litorale meridionale ci saranno cieli molto nuvolosi, sulle zone interne invece ci saranno cieli molto nuvolosi, ma si prevedono ampi miglioramenti nel tardo pomeriggio fino a cieli completamente sereni in serata. Le temperature saranno in lieve risalita nei valori massimi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.